Oggi dalla OP di Trapani Isolegadi ci sono arrivate delle meravigliose acciughe. Facciamo un piatto semplicissimo, velocissimo, il tempo che metti la pentola per l'acqua per la pasta lo prepari in 2 minuti. Rosy. Sì, questo è un bellissimo piatto soprattutto per chi non ha mai tempo, per le mamme indaffarate. Infatti questo piatto è un primo, sono degli spaghetti con l'acciuga e la mollica atturrata. Allora, procediamo. Come abbiamo detto è molto semplice, la base del nostro soffritto sarà l'aglio rosso di Nubia, quindi l'aglio del nostro territorio, considerato tra i migliori perché ha delle caratteristiche organolettiche molto importanti, e noi lo utilizzeremo come base per il nostro soffritto. Ovviamente lo andiamo a pulire, gli togliamo la sua pelle esterna, tipicamente rossa, e qua ne abbiamo diversi spicchi già puliti, e lo andiamo a tritare finemente con tutta la sua anima, perché a noi ci piace che i nostri piatti abbiano un'anima, quindi magari un po' controcorrente, ma noi l'anima nel nostro aglio gliela vogliamo lasciare, perché siccome è un aglio buono non ha poi bisogno di avere tolta la sua anima. Questo è un piatto che si può fare anche durante periodi invernali, quando magari non troviamo il pesce fresco, sostituendolo con delle acciughe, delle alici sott'olio, e diciamo otteniamo più o meno lo stesso risultato. Quindi adesso noi andiamo a soffriggere il nostro aglio. Lo soffriggiamo a fuoco basso per non farlo bruciare troppo, e nel frattempo che il nostro aglio rosola prendiamo le nostre alici. Noi ovviamente le abbiamo pulite, le abbiamo aperte, quindi e deliscate, togliendo la testa e aprendole, cosa che voi volendo poteste fare al vostro pescivendolo di fiducia, qualora non aveste voglia o tempo di farlo a casa. Però è molto semplice, perché basta togliere la testa e tirare via la lisca centrale, poi le passiamo sotto l'acqua, togliendo quindi anche quella che è la spina centrale, e le sciacquiamo. Facciamo soffriggere sempre il nostro aglio e aggiungiamo un pizzico di peperoncino. Attenzione, perché questo è un peperoncino fresco, praticamente essiccato, quindi è bello forte, quindi dobbiamo stare attenti nelle quantità, perché rischiamo poi di farlo troppo piccante e quindi magari andare un po' a nascondere gli altri sapori. Se magari ci sono i bambini potete anche non metterlo, sì, e aggiungerlo poi sopra dopo a chi lo gradisce. Crudo. Allora prendiamo le nostre alici aperte e pulite e le andiamo ad unire al nostro aglio soffritto. Nel frattempo che le nostre acciughe stanno rosolando, faremo in modo di prendere qualche filetto intero, che poi andremo a utilizzare per decorare il nostro piatto all'uscita. Il resto invece delle acciughe le romperemo nella padella e poi andremo a condire la pasta. Vado a vedere se la pasta è cotta in cucina? Va bene, dai, vai, così nel frattempo completiamo il piatto. Noi aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe in cottura. Un filo d'acqua per completare la cottura delle acciughe. Ecco la pasta, gli spaghetti pronti, spaghetti rigorosamente trafilati a bronzo. Andiamo a mettere la nostra pasta.
aggiungiamo un filo d'olio a fine cottura. E andiamo a impiattare. Mettiamo i nostri filetti che avevamo messo da parte prima sulla pasta, aggiungiamo la mollica atturrata e poi mettiamo un po' di colore aggiungendo un po' di finocchietto selvatico che dà sempre un ottimo profumo e colora un po' il nostro piatto. Eccoci qua. Un piatto semplice ma gustoso e che ha un costo ovviamente molto basso. Siamo intorno agli 80 centesimi a porzione, quindi veramente un piatto economico e gustoso. È veloce da fare. Velocissimo, come avete visto abbiamo impiegato pochissimo Il tempo tempo della cottura della pasta. ed è un'ottima soluzione per gustare in maniera molto genuina e delicata un pesce come l'acciuga. Bene, quindi buon pescato siciliano. E buon appetito.